Allora, riprendiamo con la tua esposizione sul verbo. Ah, sentiamo. Allora, ci vuole... C'è il microfono? Vuole Allora venire qua, Lucia? Dai, posso fare su, anche su. da qui? No. Sì, no, no. Ah, no, va Allora bene, come non detto. ma resto qui perché ho il computer attaccato alla rete. Ehm, Da Vicenza arrivano alcune domande che ci propone il professor Ellero. Allora, in aggiunta, anzi più che delle domande direi delle considerazioni, visto che non vedo punti interrogativi. In aggiunta agli esempi proposti, un corsista segnala forme come si è tossito, si è provocato. Sì. La maggior parte dei docenti presenti lì a Vicenza insegna la grammatica con un'impostazione tradizionale, non con quella valenziale. Mm. Un collega segnala però come la grammatica valenziale consenta meglio di visualizzare anche graficamente le strutture verbali. Sì. Tutti segnalano che si continua a usare la distinzione transitivo-intransitivo, richiesta anche nelle prove invalsi. Mm. Va Queste sono le bene. Questo osservazioni che risponde anche pervengono. alla domanda che avevo fatto all'inizio della lezione. Ehm, Prima di passare a l'altro piccolo nucleo del mio intervento, cioè la distinzione fra predicato verbale e predicato nominale, volevo rispondere a due domande che erano state fatte dai presenti qui. La prima, che avevo molto diplomaticamente aggirato, riguarda i verbi atmosferici. Ah, Nel file allegato se ne accenna e ribadisco qui che si tratta di un punto non importantissimo ma delicato della lingua italiana. Perché sono un esempio di verbi a zero argomenti, quindi a zero valenze, piove. tipo piove oppure nevicava da matti, cioè frasi che sono perfettamente sature, cioè hanno un senso compiuto e sono sentite come perfettamente grammaticali dagli utenti della lingua, in cui il verbo non richiede la presenza del soggetto. Chi è che piove? O che cos'è che piove? O che cos'è che nevica o grandina o tuoneggia? Alcune lingue, anche europee, si comportano in maniera diversa dall'italiano e dicono per esempio il pleut, es regnet o it rains, ma questi pronomi non stanno al posto di un nome, sono dei cosiddetti pronomi fantoccio, cioè sono delle stampelle posticce per creare un soggetto a tutti i costi a un verbo in cui non si potrebbe mettere un nome al posto di quel pronome. Al posto di it inglese o al posto di es tedesco non posso mettere un sintagma nominale pieno. Questo dimostra che si tratta di pronomi fantoccio. In italiano la cosa non sussiste perché i verbi atmosferici sono a zero argomenti, funzionano così da soli, senza bisogno di altri elementi frasali. Questo è un aspetto interessante dei verbi atmosferici, ma l'altro su cui aveva portato l'attenzione il professor Stradiotto è il loro ausiliare. Allora, la grammatica ci dice che l'ausiliare corretto è essere. Sono verbi che stanno nella famiglia di quelli che si costruiscono con l'ausiliare essere. Questa cosa però non ci può far trascurare, far ignorare che le persone italofone dicono spesso ha piovuto, aveva piovuto, avrà piovuto così tanto, eccetera, eccetera. Cioè usano l'ausiliare avere. È un caso fra i molti possibili, perché le lingue cambiano, come tutti sappiamo, e dopo un po' cambia anche la regola. E questo è un caso di movimento della lingua, che
che cosa bisogna fare? Che cosa devono fare gli insegnanti? Usare la penna rossa e la penna blu quando gli studenti scrivono o dicono aveva piovuto tantissimo? Oppure auscultare questo movimento della lingua, che con certi verbi atmosferici è già andato più avanti che con altri. Per esempio, nevischiare è più avanti di nevicare, cioè la maggioranza delle persone dice ha nevischiato. E di gente che dice è nevischiato io non ne sento quasi mai. Mentre invece sento un po' di più persone che dicono è piovuto tantissimo. Quindi piovere ha una maggior diffusione degli altri verbi atmosferici ed è più, si tiene un po' più stretto alla regola aurea. Ma come ci dobbiamo comportare come insegnanti? E bisogna spiegare ai ragazzi che cos'è la diastratia, cioè bisogna, o che cos'è la diafasia, insomma, spiegare che è ancora in vigore ufficialmente la regola dell'ausiliare essere e questa regola colloca chi la rispetta in uno strato alto della diastratia e è adatta, e anzi è indispensabile a situazioni formalmente elevate, cioè è alta in diafasia. Che però in situazioni colloquiali, familiari, quotidiane, poco impegnative, nessuno censurerà in maniera grave questa forma innovativa, analogica, non so come definirla, che sta prendendo piede. Da qui a 50 anni probabilmente le proporzioni saranno ulteriormente cambiate. Del resto, faccio una piccola digressione, e del resto quando io racconto ai miei studenti universitari quali sono i famosi 13 tratti pan-italiani messi in luce da Sabatini, cioè quei tratti che contraddistinguono l'italiano dell'uso medio, l'italiano parlato, che è diciamo, in diffusione dagli anni 60-70 a oggi. Di questi 13 tratti substandard ufficialmente, anche se diffusi, gli studenti ne sentono come censurabili 2 o 3. E gli altri fanno parte ormai della loro realtà linguistica quotidiana, non so, la risalita del clitico. Che sia sbagliato dire non la voglio più vedere, è una cosa, sia sbagliato, che sia un po' substandard rispetto a non voglio più vederla, è una cosa che un ventenne di oggi non riconosce proprio neanche a orecchio e non è disposto a crederci. Dice, ma come? E bisogna allora andare in cerca di esempi più spinti di risalita del clitico. Per esempio, vado a prendere la giacca in tintoria. Se pronominalizzo, la forma standard sarebbe vado a prenderla, perché quell'oggetto pronominale appartiene al verbo prendere e non al suo verbo fraseologico vado a. Ma se dico la vado a prendere, nessuno storce il naso più di tanto, è substandard. Da cosa mi posso accorgere che è un po' strana? Se giro i tempi e i modi, per esempio, valla a prendere, oppure vammi a prendere la giacca. Cioè, se tiro verso sinistra nella frase questo pronome atono, che appartiene al verbo prendere, che è il suo oggetto e dovrebbe stargli vicino, più lo tiro a sinistra, cioè lo faccio risalire, e
più vengono fuori delle forme che non saprei come scrivere. E se scrivo vammi, non so se avete mai scritto vammi, oppure valle a prendere tu le scarpe. Sono parole buone per l'orale, per l'oralità, ma non buone per la scrittura, il che la dice lunga sulla loro qualità substandard. Sono adatte al parlato, e questo aveva percepito Sabatini. Però la risalita del clitico con i verbi servili ormai è un dato di fatto tranquilla. Così come le dislocazioni a sinistra, di cui magari parleremo nella prossima lezione, perché ci porterebbero troppo fuori strada. Quindi bisogna spiegare diafasia e diastratia, cioè bisogna spiegare un po' di sociolinguistica che è prevista nei programmi delle medie, ho visto, che, insomma è anche un approccio rassicurante, secondo me, per gli studenti. Prego. Riporto una domanda da Padova, invece questa arriva, e chiedono se il verbo andare deve essere considerato monovalente o bivalente. Allora, probabilmente è un verbo intransitivo. Questo è un bel esempio, no? Perché è un verbo intransitivo e quindi non ammette un oggetto. Verrebbe da considerarlo monovalente, mentre in realtà è con ogni probabilità bivalente, perché ha bisogno dell'espressione di un sintagma preposizionale: vado a, vado in, altrimenti funziona male. Qui, sì. Qui forse c'è un problemino, un modo di contare le valenze che differenzia la teoria di Tenière, da cui tu sei partita, dall'applicazione del DISC, perché il DISC, se ricordo bene, non conta il soggetto e quindi sono sempre -1, perché io vado a casa, c'è il soggetto e c'è a casa, se no io vado e non è completo, no? Non è saturo il verbo, e quindi sono 2. Se però il soggetto non lo conti diventa 1, insomma. Certo. Sì, Quindi sì. può essere nominalistico il problema, ma l'importante è intendersi che io vado a casa o io vado da qualche altra parte, insomma, è un verbo. Infatti sarei pronta a scommettere che vicino ad andare ci sia uno, che vuol dire appunto, uno più il soggetto. Più il soggetto, io ero andata a controllare proprio oggi il mancare, su cui ho fatto l'esempio, perché tutti i casi di mancare sono dati come monovalenti, perché manco a te, manco di qualcosa, eccetera, perché appunto il DISC non conta mai il soggetto, per cui con i verbi atmosferici dovrebbe scrivere -1. Che pure è un po' curiosa l'algebra in materia. Infatti. A questo proposito segnalo a chi fosse interessato che la grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo di Giuseppe Patota, edizione Paravia, mi sembra, no, Garzanti, presenta gli schemi di più di 1500 lemmi verbali con le costruzioni da loro previste. Comincia qui, ecco, comincia con abbandonare, che può reggere un oggetto, abbandonare il paese, un sintagma preposizionale a, abbandonare qualcuno a se stesso, oppure su, abbandonò la testa sul cuscino. Queste non sono valenze, ma sono schemi costruttivi degli infiniti. Mi pare che lui ne dichiari 1600. Sono tantissimi, vanno molto bene per gli stranieri. Per esempio, quando noi usiamo una lingua straniera, essere interessati a qualcosa, si dice in italiano, ma in inglese si usa in, e così via. Potremmo fare infiniti esempi. Addirittura gli studenti della facoltà di lingue ogni tanto mi dicono:
studiando il russo o studiando l'inglese mi sono dimenticato come si costruiscono i verbi in italiano e quindi li sbagliano tutti, o ne sbagliano molti. Quindi è molto utile per gli stranieri, ma è molto utile anche per gli italofoni. Sì. Quello che sì, infatti ci pensavo prima, se posso dialogare un po' con te, cioè il numero delle valenze è interessante, è importante. Qualche volta si ricevono messaggi di posta elettronica nei quali le valenze non sono saturate e non si è in grado di rispondere, perché non ti danno, chi ti scrive, magari lo faccio anch'io, ma io parlo come lettore, non come produttore di messaggi rapidi, chi ti scrive non ti dà tutta l'informazione necessaria perché tu possa rispondere. Ma a parte questo, c'è un delicato problema di sintassi e di uso delle preposizioni che sono uno dei castighi di Dio per lo studio di qualunque lingua straniera, in sostanza. E quindi questa faccenda delle valenze è molto importante proprio per... Io spesso confesso, lavoro in italiano da un po' di tempo, ma ogni tanto il DISC me lo vado a vedere, perché non sono sicuro dell'uso della preposizione. Si sa, per esempio, da tempo, che è in grande espansione l'uso di a, della preposizione a danno di altre preposizioni. E quando ero piccolo mi invitavano a stare attento a non confondere cercare sul o nel dizionario, ma oggi c'è questo imperialismo, diciamo, di A che sta un po' soffocando tanti altri usi concorrenti e quindi questo discorso che tu fai sulle valenze verbali investi in realtà la frase, perché appunto, come diceva Tenier, che era uno slavista, uno studioso di russo, e forse per questo il suo libro ha tardato a farsi luce nell'uso che invece adesso ne facciamo, Tenier appunto era molto attento a questa tematica e la cosa, perché il verbo appunto regola appunto la frase, no? E poi ci sono le frasi nominali senza verbo, ma insomma normalmente il verbo è un po' il protagonista. Scusami, volevo appunto mettere in rilievo il rapporto con le preposizioni. Ma infatti, anche perché famiglie di parole corradicali non hanno reggenze preposizionali costanti, non so. Non necessariamente. Noi diciamo affidare, confidare, diffidare e ognuno è specializzato a costruire. L'influsso latino, no? Sì. Perché erano tutte preposizioni che reggevano casi diversi e quindi poi l'italiano è andato per la sua strada. Sì, sì. Ecco, ma in tutte le lingue è un problema l'uso della preposizione. Volevo dire qualcosa anche sulla domanda che mi era stata rivolta dalla docente di cui non mi ricordo il nome, Elisa, riguardante i verbi riflessivi. Se ho capito bene, mi chiedeva se le forme riflessive sono forme a sé stanti, cioè sono lemmi, oppure si deve dire che di un certo verbo, di cui c'è il lemma all'infinito nel dizionario, esiste la forma riflessiva. In altre parole, c'è lavarsi come lemma a sé? Allora, non ho controllato, ma sono sicura di no, perché si dà per scontato che una delle possibilità flessive dei lemmi verbali sia anche la forma riflessiva, laddove la lingua la consente. Fino a dei casi molto spinti. Per esempio, un verbo, un infinito preposizionale, anche molto strano, come svignarsela, che non vuol dire io svigno a me stessa qualcosa che potrei svignare a qualcun altro, no? Svignarsela vuol dire tagliare la corda. E io l'ho cercato per vedere se trovavo la prima occorrenza di svignarsela in italiano e ho dovuto cercare svignare,
che non esiste, perché il lemma acquisito dal dizionario, dallo Zanichelli direi, è sempre nella forma non riflessiva. Quindi forse non c'è neanche vergognarsi. Beh, possiamo guardare comunque, non vorrei vendere questa cosa come certezza, però scappare dalla vigna, sì sì. Certo. C'erano domande rimaste in sospeso? Allora, attacco col secondo pezzo e dopo vi libero dell'argomento verbo, però è un argomento tristemente attuale, cioè la differenza fra predicato verbale e predicato nominale, che è una differenza apparentemente abissale, ma non così chiara alla coscienza linguistica dei parlanti, delle persone di media cultura, e nemmeno alla coscienza linguistica dei futuri insegnanti o degli aspiranti insegnanti, come ho avuto modo di vedere negli ultimi concorsi del TFA. Allora, si dice che il verbo ha una forza predicativa, cioè il verbo che è dotato di un significato, di una polpa semantica propria, predica qualcosa a proposito del soggetto. Il soggetto è nominale, il verbo dice qualcosa, o un'azione, o uno stato, o un'azione anche subita dal soggetto. Quindi c'è il soggetto, c'è il verbo e eventualmente c'è qualche altro costituente della frase su cui l'azione va a proiettarsi, a cadere. Alcuni verbi non hanno bisogno di questi ulteriori sintagmi, e quindi io posso dire il professore gioisce, oppure il professore corregge i compiti, e comunque sia nel gioire sia nel correggere c'è un significato predicativo autonomo. Il verbo si costruisce secondo le valenze richieste dalla sua struttura. Ci sono degli altri casi in cui il verbo c'è, ma da solo non può bastare. Non può bastare perché deve collegarsi, associarsi a una parte nominale o aggettivale, la quale però non è esterna al soggetto, ma è di pertinenza del soggetto. Tipo, il professore è molto soddisfatto. Questo costrutto, che è sensibilmente diverso da quello predicativo, è un costrutto che chiamiamo predicato nominale, in cui il verbo funziona solo se si associa a una parte nominale o aggettivale in questo caso, per di più condita da un avverbio, no? È molto soddisfatto. Ora, come faccio a capire la differenza fra questi due tipi di enunciati? Per non essere troppo grammatichessa, pensavo di fare ricorso a un esempio che chissà se riesco a recuperare, forse sì, vado alla... eccola qua, è solo un'immagine. È solo un'immagine che viene da un libro, secondo me, bello. Una favola contemporanea,
che si intitola Molto forte, incredibilmente vicino, ormai ha qualche anno questo libro. L'autore è Jonathan Safran Foer, che vive in America. Ha scritto anche un romanzo di grande successo prima di questo, intitolato Ogni cosa illuminata. E invece questo romanzo, che ha per protagonista il figlio di una delle vittime dell'11 settembre, un bambino di 9 anni che si chiama Oscar, lo vorrei sottolineare. Oscar è anche il nome del protagonista del Tamburo di latta e non sarà casuale. Questi bambini che hanno incontrato un grande trauma, no? Nella loro vita, molto diverso e molto risolto in maniera differente, eccetera, però si chiamano in qualche modo dentro al sistema della letteratura e non occorre che io dica che la letteratura è fatta di letteratura, in gran parte. Quindi questo bambino Oscar vive una favola metropolitana, fa una sorta di cat, va alla ricerca della serratura che verrà aperta da una chiave che ha trovato fra le cose di suo padre. E tutto questo avviene in un presunto segreto, lui pensa che nessuno lo sappia, invece sua madre lo ha saputo fin dall'inizio, e viene affiancato da una sorta di aiutante magico, che è il nonno afasico, e per i linguisti questo libro è molto interessante perché le pagine sull'afasia del nonno sono bellissime. Insomma, è un libro dotato di fascino. Nella sua ricerca il bambino Oscar conosce un certo signor Black, che è un suo vicino di casa, il quale sta costruendo a mano uno schedario totale. Sta schedando l'umanità. Una scheda per ogni individuo, famoso o meno famoso, per ogni individuo che abbia avuto modo di incontrare. E si autocensura, si impone una forma di igiene quantitativa, perché a fianco di ogni nome mette una sola parola. Una sola parola. Kissinger, una parola sola. Mahatma Gandhi, una parola sola che ne catturi l'essenza. Alla fine del romanzo il bambino vede che i traslocatori stanno svuotando la casa di questo vicino, di questo signor Black. E stanno portando via tutto, porteranno via anche lo schedario, l'immenso schedario. Allora si precipita a vedere se c'è una scheda su suo padre, la cui memoria è stata tenuta viva dalle piccole forze del bambino. Cerca alla S, perché il padre si chiamava Shell, non mi ricordo il nome proprio, e trova invece la scheda propria, la scheda del piccolo Oscar. La parola che definisce il bambino è figlio. Ora, questa è l'essenza del predicato nominale. Oscar Shell è il figlio, è un figlio, ma in questo caso è il figlio, incarna in tutto il suo essere. La cosa che più lo contraddistingue è il fatto di essere figlio. È una prerogativa sua, quindi niente esce dal soggetto. Fra il soggetto e l'altra parte nominale c'è un ponte, una passerella, che tiene insieme i due pezzi, il soggetto e la sua caratteristica, che può essere un nome o può essere un aggettivo. In questo caso è un nome, ma potrebbe essere l'aggettivo fedele, per esempio, no? Oppure amichevole, gentile, intraprendente, un qualunque, molto felice, come dicevamo prima. Allora, se niente esce dal soggetto e il verbo, che di solito è una copula, cioè il verbo essere, oppure un verbo sostituibile alla copula,
un verbo copulativo in questo caso, cioè o essere oppure un copulativo tipo sembra, diventa, appare, si trasforma in, poi lì andiamo verso costruzioni, oppure fare. Mio padre fa il portiere di notte. Questo fare è un transitivo o è un predicato nominale? Le grammatiche glissano di solito. È probabilmente, io propenderei insomma per dire che è un predicato nominale. Tant'è vero che si dice anche non fare lo stupido. Veramente questo è un predicativo, cioè è una costruzione copulativa un po' più scivolosa, un po' più inconsueta, ma direi che noi dobbiamo guardare alla grammatica per vedere che mestiere fanno i sintagmi, più che le parole. Cioè come si possono riempire certi posti della frase, certi luoghi dell'enunciato, no? Invece che dire mio padre è un ingegnere, io posso dire benissimo mio padre fa l'ingegnere. Invece che dire non essere stupido, posso dire non fare lo stupido, ma non è che faccio lo stupido con la creta, no, faccio uno stupido o faccio un ingegnere. Non so, ai miei tempi dicevano, ma perché è un costrutto ellittico, fa il mestiere di ingegnere, ma è una razionalizzazione a posteriori, anche secondo me. Dunque, predicato nominale è una passerella che tiene unito un soggetto e una sua prerogativa. In molte lingue non si esprime la parte verbale, anche in latino tutto sommato, no? Beata solitudo, sola beatitudo, cioè la beata solitudine è l'unica beatitudine vera, oppure Deus vis mea, Signore è la mia forza. L'omissione di essere, l'omissione di essere è abbastanza frequente in latino e normale in alcune lingue slave, dove il verbo essere non lavora nei predicati. L'arabo non ha il modo Carlo è ingegnere. Carlo ingegnere però dà una desinenza particolare a ingegnere. E quindi non ce l'ha il costrutto nominale nel senso Carlo è biondo. Cioè, Carlo biondo e con la desinenza distingue il biondo Carlo piacque alla nera Elena da Carlo è biondo. No? Ho capito, il biondo sì. Carlo è attributivo. Certo. Mentre Carlo è biondo è predicativo. Infatti. E le lingue hanno tanti modi, no? Per arrivare a significare. E poi su questo si potrebbe continuare, ma magari un'altra volta, perché andiamo nella grammatica proprio dura. Quali sono i rapporti fra il soggetto e il nome del predicato? Il generale era gallese o il gallese era generale? Questo è un altro aspetto interessante, dove ho dato una tesi l'anno scorso, 2 anni fa, e si è visto che la lingua si sta sfrangiando, cioè soprattutto negli usi giornalistici. Chi è cosa non si sa. Di solito il soggetto, cioè fa il mestiere di soggetto l'individuo e fa il mestiere di nome del predicato la categoria. Quindi Dante era un poeta e il generale MacArthur era qualcos'altro, oppure MacArthur era un generale. Quindi il soggetto è il più piccolo e il nome del predicato è il più ampio, però
non è tanto facile da inquadrare la cosa. Mi fermerei. Va bene. Vogliamo la voce? Abbiamo perso tutto. No. Non ci vuoi dire dell'insiemistica? Vabbè, c'è un intervento clandestino, va bene. Quindi possiamo farci raccontare dal nostro collega, giovane collega, che cosa hanno fatto i suoi studenti con l'Agnello Rivo. Allora, intanto buonasera a tutti, sia ai presenti sia a chi ci sta ascoltando nelle altre sedi. E volevo cogliere l'occasione per presentare alcuni dei lavori che sono stati effettuati nel mio istituto, Istituto Gramsci di Camponogara. In particolare io ho quest'anno 2 classi di terza di scuola secondaria di primo grado, e con i ragazzi questa settimana abbiamo cercato di come dire, sfruttare quanto era stato declinato dai colleghi la volta precedente, in particolare l'intervento del professor Stadiotto relativo al famoso Agnello Rivo ormai, È famoso. ormai è famoso. famoso, esatto, nonché per quanto riguarda la poesia italiana, l'intervento del professor Bruni relativo agli accenti, relativo in particolare alle abbreviazioni e quindi all'accento, Ai diminutivi. ai diminutivi, sì. Sì. Ho qui con me un testo che mi sono procurato. Ho cercato da questo punto di vista di variare rispetto al testo presentato dal professor Stradiotto, e ho scelto con i ragazzi questo seguente elaborato: La volpe e l'uva. Favola che io personalmente conosco abbastanza bene. Ho notato che gli stessi ragazzi della classe ne avevano una conoscenza approfondita, e quindi abbiamo cercato di ingegnarci su come trasformarla rispetto al testo iniziale. Allora, ve la leggo un attimino così per fare mente locale intanto. C'era una volta una volpe molto furba. Al suo apparire tutti gli animali del bosco fuggivano, sapendo quanto fosse crudele e insaziabile, tanto che alla fine si ritrovò senza più niente da mangiare. Affamata, la volpe giunse in un vigneto. Passò di fianco a dei tralci di vite, da cui pendevano grossi grappoli d'uva matura, che parevano dolci e succosi. Uva? Con la fame che ho, meglio che niente, si disse la volpe. Così si alzò sulle zampe posteriori e saltò con agilità per afferrare un po' d'uva, ma non riuscì a raggiungerla. Allora si allontanò per prendere la rincorsa e provò ancora con tutte le sue forze. Riprovò più e più volte, con ostinazione, ma senza alcun successo. I grappoli d'uva sembravano sempre più lontani. Cra, 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 rideva dall'alto di un ramo una cornacchia, prendendosi gioco di lei. Quest'uva è troppo acerba. Poco importa se non riesco ad afferrarla. Ritornerò quando sarà matura. Concluse ad alta voce la volpe, gonfiando il petto per darsi un contegno, nonostante la delusione patita e la pancia vuota. Ecco, questa era la favola originaria. Ripeto, io quest'anno ho 2 classi di scuola terza, di terza media. Anch'io preferisco usare questa dicitura per far prima, È più snella. è più snella. E questa settimana, in un'ora scarsa di tempo, ciascuna delle 2 classi si è sbizzarrita a, diciamo così, fare sua la favola in maniera alternativa. Preciso che nessuna delle due classi è riuscita a completare la favola nella sua interezza. Si sono limitati al primo segmento, al primo capoverso. Allora, questa è la prima versione rispetto al testo iniziale. C'era una volta un vigneto crudele e insaziabile che si ritrovò senza più niente da mangiare.
Al suo apparire, tutti gli animali del bosco fuggivano. Passò di fianco a dei tralci di vite, da cui pendevano grossi grappoli d'uva matura, che parevano tanto dolci e succosi, e alla fine giunse una volpe molto furba. Uva, sapendo quanto fosse affamata, disse: con la fame che ho, meglio la volpe che niente. Tra l'altro in questo testo i ragazzi hanno reso protagonista il vigneto, sottolineando che si tratta di un vigneto assai affamato e desideroso di sfamarsi, che finisce alla fine della favola per cibarsi di una volpe. Quindi hanno proprio capovolto i termini del discorso. Questa prima versione, ripeto, non è completa, però pone l'accento, secondo me, sulla fantasia di ragazzi, stiamo parlando di 13-14 anni, che evidentemente hanno cercato di mantenere la struttura originaria e al tempo stesso di cambiare unicamente i soggetti protagonisti, mantenendo nella loro interezza alcuni segmenti, per esempio l'espressione crudele ed insaziabile, però capovolgendo, ripeto, i termini del discorso. La seconda versione. C'era una uva. Passò di fianco a una volpe che pendeva dai tralci. Uva disse: volpe, ho la fame insaziabile. Al suo apparire tutti gli animali del bosco fuggivano, sapendo quanto fosse affamata e furba. Questa versione più sintetica della precedente, ripeto, non sono riusciti a completare nel lasso di tempo a disposizione l'intera favola. In questo caso hanno puntato principalmente sull'aspetto, diciamo così, della suspense, in qualche modo volendo rappresentare la favola iniziale in un'atmosfera un po' più cupa, un po' più dark, con addirittura la volpe che pende dai tralci, capovolgendo di nuovo i soggetti protagonisti, ma in una chiave secondo me più originale da questo punto di vista. Sì, queste diciamo sono le due versioni che sono state declinate. Devo dire, ed è questo l'aspetto che più mi ha colpito, che in entrambe le due classi c'è stato un lavoro sicuramente egregio quanto a interesse e partecipazione. Soprattutto i ragazzi, tra virgolette, meno dotati a livello disciplinare, sono quelli che si sono appassionati di più all'argomento. E questo è un tipo di riflessione che mi sento di fare dal momento che ho notato lo stesso tipo di considerazione anche nei testi di poesia creativa che abbiamo affrontato di recente. Come dire che magari anche ragazzi che in altre situazioni potrebbero apparire apparentemente svogliati, se indirizzati nella giusta maniera, possono dare sicuramente degli esiti assai favorevoli. Grazie professore. Si avvicina ai titoli e quindi tutti questi mangiamenti eterodossi del lupo, dell'agnello, della volpe e dell'uva, non so se consigliare di mandarli ai soloni di titoli, probabilmente sono troppo anticonformisti per essere accettati, però mi fate venire in mente che la cosa potrebbe essere interessante. Benissimo. No, non so se suo o di altri, questo non interessa. Non ce la fece, lo ha scritto, questa espressione non ce la fece, che adesso poi va molto di moda perché c'è questo brutto modo che quando uno crepa non ce l'ha fatta, dicono i giornali, che è una cosa molto così, che si porta molto, che è molto inflazionata, insomma, e l'ha scritto con C apostrofo, non posso scriverla perché non, C apostrofo E, che dà una frase di significato un po' diverso tra l'altro. E dice, non c'è, meno male che non c'è, insomma, no?
questa è una domanda grammaticale. Io però forse penso che gli rispondiamo la prossima volta, perché se no apriamo il discorso, ti dico, te lo dico, ci vado, insomma, apriamo un fronte di... È un nuovo fronte, però trovo È importante, interessante. però è importante questa domanda, perché il c'è non viene analizzato come c'è tempo. E perché non ce ne racconti 2 o 3 e la prossima volta ne parliamo? Non ho capito, là? Ah, non ce l'ha. Ho capito. Vabbè, allora Questo è questo... proprio un fiore di banco, sono d'accordo con Stradiotto, cioè queste sequenze che sono per lo più ascoltate e poco lette non vengono analizzate. Qui è interessante perché sparisce, cioè c'è bisogno di un verbo, no? Sì. Beh, siccome qui il la verbo grammatica sarebbe perfino utile, un'analisi grammaticale, benché ci si lui fa venire vergogni fuori- talvolta di questa fa venire povera fuori un grammatica. verbo col c'è, Sì, sì. perché non analizza il fece, Fece. che è diventato un sostantivo preceduto da E poi articoli. bisognerebbe, se non credo che si vada troppo sul difficile, almeno per gli italiani di lingua madre, per uno straniero la cosa è più complicata, il gioco di mi dai, me lo dai, no? Questo gioco di mi e me, che sono questi pronomi che rendono difficili non solo l'italiano, ma tutte le lingue romanze, insomma, no? Diversamente. Forse lo rimandiamo alla prossima volta. L'italiano è particolarmente infestato. Appunto, forse lo rimandiamo alla prossima volta. Sì, che sarà... certo. Sì, no, non è, sì, no, questa è una domanda un po' complicata. Viene inviata da A, Lettera inviata da da Mario a Giovanni, ad sono esempio. 3, sempre 3 sono. Allora, non abbiamo toccato, cioè ho fatto un salto logico in questo discorso di oggi, cioè non ho mostrato che alla base di questa analisi valenziale o della struttura argomentale c'è la scena reale, cioè una cosa extralinguistica, cioè la realtà con i suoi attori, cioè la lingua si fa interprete di qualcosa che vuole descrivere. E mentre la lingua è un'interpretazione della realtà, noi possiamo fare un passo indietro e andare nella scena reale, dove effettivamente c'è un'azione, che sarà poi lo spazio occupato dal verbo, c'è un agente, la persona o la cosa che fa l'azione, c'è un paziente, l'entità che subisce quell'azione, e ci sono altri personaggi, per esempio il beneficiario, oppure che ne so, la destinazione. Questa è la scena della realtà. Gli attanti sono appunto l'agente, il paziente e così via. Poi la lingua riferisce, rende conto di questa scena con i suoi mezzi. Per esempio può dire io spedisco una lettera, oppure una lettera viene spedita da me a qualcuno. Allora, io spedisco una lettera a Marcello, oppure la lettera viene spedita da me a Marcello. I personaggi sulla scena sono sempre gli stessi, ma i ruoli grammaticali sono diversi. Quello che prima era soggetto, se il verbo diventa passivo, si trasforma in complemento d'agente. È sempre lui che fa l'azione, ma a livello grammaticale e sintattico la sua fisionomia è cambiata. Ora, la cosa bella è che con il discorso della struttura argomentale si riesce a integrare la realtà, la sintassi
e a rispettare i ruoli, a riconoscerne il numero e la qualità. Quindi l'esempio che faceva lei, del verbo inviare, è un esempio che ci manda a parare sempre su uno schema a 3 argomenti. C'è chi invia, c'è chi viene inviato, cioè la lettera, e c'è il beneficiario che è quello che la riceve. Poi la lingua organizza questi contenuti e questi ruoli nel modo che preferisce, secondo delle strategie che possono variare di volta in volta. Quando è che è più comodo usare il passivo, per esempio? Perché non usiamo sempre la forma attiva? Il motivo c'è, perché a volte è comodo usare il passivo per continuare ad avere lo stesso soggetto che avevo prima. Non so, il passante era per strada quando È stato è investito. stato investito, non quando un'automobile di cui non conosco il proprietario l'ha investito. Si poteva dire anche così, ma la continuità tematica magari mi fa contesto preferire. della funzione in definitiva. Certo, certo. Quindi il passivo serve, non è solo una possibilità astratta, ma serve a delle strategie espositive e di somministrazione dell'informazione, di continuità tematica, eccetera, eccetera. Anzi, il passivo è tutt'altro che in cattiva salute. No, certo, certo. Tu dici? Le analisi Ah, sì? linguistiche dicono che invece è in buona salute. O le analisi linguistiche vanno corrette. In maniera attiva. Ah, Per quanto riguarda il verbo che stavate analizzando, il verbo inviare, quindi Sì. noi possiamo dire che è un verbo trivalente, avete detto, Sì. sì. ma che possiamo dire che se io in una frase trovo questa frase, ho inviato la lettera, l'ho inviata, è una strategia della lingua riferita al contesto comunicativo in cui non è necessario che io faccia riferimento al beneficiario della lettera, possiamo dire così. Perché Dipende. se nella Dipende. frase io non trovo il beneficiario, significa non cambia la valenza del verbo, il verbo rimane Trivalente, certo. certo. Ci stavamo chiedendo prima, per quanto riguarda l'italiano parlato, perché probabilmente è una delle caratteristiche dell'italiano parlato, il verbo andare. Sì. Anche il verbo andare può avere delle omissioni, Ma spesso. certo, si può non è dire mica obbligatorio. ce ne siamo andati oppure vado. Vado, me ne vado, certo. D'accordo, quindi sono. Però intanto il verbo rimane ancorato alle sue possibilità di utilizzo ottimale, cioè al numero delle sue valenze massime prevedibili e soddisfacenti, che non sono i circostanziali, cioè io posso metterci tutti i complementi che voglio, ma non sono richiesti dalla struttura del verbo. Ci posso mettere i complementi di tempo, complementi di argomento, anche dove non necessari. Le valenze individuano uno schema di buon funzionamento della semantica di quel verbo. Ciò non toglie, dico, che i verbi poi possano essere usati in forme più ellittiche, spesso intimamente anaforiche. Cioè, se io dico ho spedito la lettera, già l'uso dell'articolo determinativo è anaforico. Vuol dire che è una lettera di cui ho già parlato, di cui si sa, il mio destinatario sa, e quindi probabilmente sa anche a chi è destinata questa lettera. E quindi è come se fosse, fra parentesi, la lettera ho spedito a Mario, quella lettera che era destinata a lui. Dico semplicemente ho spedito la lettera se tutto il resto è ricavabile da quanto precede. Una lettera. Una lettera, Una non lettera. la lettera. Quindi la persona che mi ha chiesto cosa ho fatto non conoscerà mai
beneficiario, però insomma, Certo. Sì, e poi ovviamente ci sono dei verbi in cui l'osservanza della struttura attanziale o valenziale è più rigida. Che ne so, frasi come la polizia ha inseguito e basta, sono frasi agrammaticali, perché fra tutti i verbi transitivi, chiamiamoli così, cioè biargomentali, alcuni se la passano peggio se mancano dell'espressione del complemento oggetto. Anche se l'oggetto dell'inseguimento della polizia si può ricavare da quanto precede, funziona male lo stesso una frase così. Mentre altri verbi possono essere usati, come si diceva ai miei tempi, in modo assoluto, cioè pur essendo transitivi, senza l'espressione del complemento oggetto o senza l'espressione di uno degli argomenti previsti. Appunto, alcuni sono più morbidi e altri sono più rigidi. Il parlante nativo li dovrebbe sentire. Meno facile è la cosa per lo straniero apprendente, naturalmente. Certo. Però ha ragione, cioè noi possiamo dare uno schema di valenze per ciascun verbo, dopodiché bisognerebbe anche mettere delle postille e dire però funziona bene anche così. Lei non è obbligata a dire a chi ha scritto. Può essere una relazione clandestina, non si Coperta dice. dalla privacy. Bene, allora per oggi forse concludiamo. Concludere. Io ho anche degli esercizi che metto sulla piattaforma, sono banalissimi. E il professor Corrà è invitato a versare... Comunque, volentieri, anche A perché versare si tratta di queste un'attività riscritture. che può anche essere proficua anche per verificare con mano quanto ho preso qui in questa sede sostanzialmente. Benissimo, benissimo, d'accordo. Bene, allora grazie. Non ci sono altre domande. Se non c'è altro, sui verbi affittare e prestare. sì. Quante valenze hanno? È corretto dire ho affittato un appartamento a Gianni. No, aspetti. Voglio dire, noi dovremmo dire io dovrei dire io ho preso in affitto un appartamento. Non sarebbe corretto, giusto, dire ho affittato un appartamento. Se io dico io ho affittato un appartamento, intendo che sono la persona che intendiamo, sono il locatore. Sì, no, giusto? ma qui no. Prego. No, vabbè, l'italiano ha affittare nel senso di prendere in affitto e di dare in affitto. In tedesco ci sono due verbi, mieten e vermieten, che distinguono il dare e il prendere. In italiano bisogna esprimersi in modo da capire se io affitto a qualcuno o se affitto per me. Quindi questo è un po' inerente a come le lingue e le parole, per meglio dire, ritagliano i significati della realtà. Dove il tedesco ha due parole, noi ne abbiamo una, ma non perché noi siamo più generici, ci sono anche casi inversi. Il latino distingueva il sangue che corre nel corpo, sanguis, da cruor, che è il sangue che esce dalla ferita. Distinzione che noi non abbiamo, per noi è sempre sangue, no? Ecco. Quindi insomma le lingue hanno poi questo modo di associare i significati in maniere sostanzialmente infinite, perché questo è il lavoro della mente umana. Nel caso di affittare si risolve. Vabbè, quello è un altro discorso, certo, perché è una parola dotta. Cruor non c'è, cruorem, però c'è cruento. Questo rimane in un italiano un po' piuttosto... No, certo, no, è chiaro, certo. Ma sono parole colte quelle. Sì. E l'altra cosa che diceva lei qual era? No, il prestare? verbo prestare ed affittare. Ma quindi il verbo affittare sarebbe uno di quei casi ai quali lei ha fatto riferimento all'inizio, in cui c'è un verbo
che in realtà sono due verbi perché avrebbero delle valenze differenti. Sì, qui non hanno differenze morfologiche, hanno differenze semantiche. Semantiche. È un po' come la parola ospite, Certo, che è certo. sia chi dà la propria ospitalità, sia chi la riceve. Chiamiamo questi due ruoli che sono simmetrici con lo stesso termine e affittare assomiglia, perché affittare vuol dire dare in affitto, concedere in affitto, ma anche prendere in affitto. Cioè è come se noi per comprare e vendere avessimo una sola parola, cosa che ci risulta inconcepibile, ma hospes è esattamente questo. Compro e vendo sono uguali. Io ospito, io sono ospitato, attivo e passivo coincidono. Ma nella nostra lingua ci sono tanti casi un po' imbarazzanti di questo tipo, no? Noi diciamo perché sia per chiedere sia per dare la risposta, ma la maggior parte delle lingue invece ha due parole indipendenti. Oppure diciamo tempo per intendere certo. sia quello atmosferico sia quello che passa. E le altre lingue europee per lo più distinguono, hanno un weather e un time. Certo. E ogni tanto mi metto a fare la collezione di queste parole qui. È e affascinante ce ne sono, questo. Sì, ce ne sono affascinante. parecchie. Ma poi le altre lingue hanno altri casi Certo. di questo genere. Simmetrici, insomma, è chiaro. Sì. Ah, Perché hanno assorbito il sintagma previsioni del tempo, cioè previsione, tout court. Ho capito? Beh, col lessico non si finisce mai. col lessico. Con il lessico non si finisce mai, È una meraviglia il lessico. sì, è troppo perché divertente. ogni parola ha una storia. Almeno il numero delle regole, non dico che grammaticali, se non è chiuso poco ci manca comunque. Il lessico no, non ha fine e confine, insomma. Un territorio veramente Il affascinante. classico cosa, magari che io mi trovo ogni tanto a correggere nei temi, ho fatto una cosa, era una cosa molto bella, ad esempio, che può voler dire tutto ma anche nulla, cioè Certo. a volte c'è una certa imprecisione anche nell'uso dei vocaboli, anche da discenti che magari, come dire, uno si presuppone dovrebbero avere una conoscenza di un certo tipo della lingua italiana. Ma ci sono delle parole Sì, esatto. Quindi dopo Troppo comode. il rischio però è quello di abusarne in maniera impropria, o comunque magari si potrebbe lavorare in quei casi cercando un po' di affinare oppure la lingua accrescendo diciamo anche il proprio vocabolario di base, insomma, per le altre cose. Dico l'ultima cosa e poi ce ne andiamo. Si faceva molto nella scuola dei miei tempi, però si può farla in una terza media, prendere un sintagma molto generico, tipo prendere soldi, no? E provare a specializzarlo. Allora, prendere soldi come retribuzione. Quanto prendi al mese? Oppure vado a prendere soldi al bancomat, qual è il verbo tecnico? Oppure vado a prendere i soldi di una scommessa vinta, vado a riscuotere per esempio. Prendere soldi dalla tasca di un altro, rubare e così via, col prendere, oppure col tirare. Tirare la corda, tirare le cuoia, tirar su, tirar giù, tirar fuori, tirar dentro. Direi che col tirare... Poi si incrocia anche l'italiano regionale del nord, sì. no? Io quando sono arrivato a Venezia me la ridevo quando i miei studenti dicevano ho tirato giù dal vocabolario. Che lo dicono sempre, ho tirato giù dal... che poi va bene, per carità, però è di colore settentrionale. Invece al sud si dice trovare nel senso di cercare. Ah, certo, che vai trovando? Certo, lo so, sì. E anche trovalo sul vocabolario invece che Sì, cercalo. sì. Vabbè, questi sono usi innocenti, insomma, no? Fanno male a nessuno. Non c'è la matita rossa e blu, la grammatica non è il rosso e il blu, è il bello della ricchezza poi, no? E di capire che
si può dire che vai trovando nel sud, e poi però se fai un discorso più formale, Ti devi censurare. insomma devi dire che cosa cerchi, insomma, se no non ti capiscono evidentemente. Tirar giù già è più facile. Quelli mi piacque quando io ho vissuto a lungo nell'Italia centro-meridionale, e da ragazzo sentii, tiran su tanti soldi questi medici. Era una signora bolognese, a me mi colpì questi medici che tiravano su, che è molto efficace effettivamente. Il mio allievo siciliano mi diceva che in Sicilia è normale l'uso di bello al posto di buono. Tipo, queste nespole sono bellissime da mangiare, e lo trovo molto poetico. Certo. Bellissime da mangiare. Qui non si direbbe mai. Va bene, ci aggiorniamo alla prossima. D'accordo, grazie a tutti.